Benvenuti al Borsino del Vino. Benvenuti a tutti voi. Come ogni venerdì vi proponiamo due nuove realtà enologiche che abbiano, oltre che qualità, anche un buon rapporto qualità-prezzo. Oggi vi segnaliamo due vini bianchi, il primo dei quali è ottenuto da uve Grecanico. Antico vitigno autoctono isolano, già utilizzato per la produzione da vini da taglio, oggi si presenta al consumatore con vini in bottiglia qualitativamente di sicura tipicità territoriale. Vitigno di facile adattabilità a terreni argillosi a medio impasto, mostra tutta la sua espressione nella lavorazione in purezza. Tra questi è stato scelto il Sauviterre, prodotto dalla casa vinicola Cambria, ottenuta da vitigni allevati nel territorio del comune di Furnari in provincia di Messina. Vino dalle note gustative-olfattive marcate da sentori di fiori e di frutta e retrogusto amandorlato e sapido. È da servire freddo, è ottimo compagno con piatti a base di crostacei e primi piatti di pesce. Il suo valore medio di mercato è intorno ai 9 euro. L'altro vino è ottenuto da uve Catarratto in purezza. Il Catarratto è il vitigno più diffuso sul territorio siciliano. La particolare attenzione posta dai produttori sul Catarratto ha permesso l'aumento della qualità media in bottiglia. Il vino che vi segnaliamo è uno di questi ed è in particolare l'Alcamo DOC prodotto dai Conti di Modica. Le uve sono allevate su terreni collinari alcamesi, accuratamente selezionate e vinificate con moderne tecniche, dona un vino dai caratteri particolari, sentori olfattivi netti di frutta fresca, note agrumate ed in bocca a perfetta corrispondenza e buona persistenza aromatica intensa. Da abbinare a primi piatti di mare o a preparazioni di elaborati di pesce. Valore medio di mercato 7 euro a bottiglia. Il Borsino del Vino torna venerdì prossimo per informarvi su nuove realtà. Attendiamo ancora i vostri suggerimenti al nostro indirizzo di posta elettronica borsinodelvino@email.it. Vi ricordiamo che potete vedere tutte le puntate precedenti collegandovi al sito winereality.wordpress.com.